Segno i giorni scorrere sul calendario. Va ora in onda Auto da Fè, un mondo senza testa, una testa senza mondo, un mondo in testa. Conoscevo come adesso ed ego non mi absolvo neanche quando mi confesso dei peccati che ho commesso. Un'auto da Fè. Allora, anche oggi sostituiamo indegnamente il nostro condirettore Giulio Cainarca per il suo programma Auto da Fè e i nostri ospiti di oggi sono il professor Fabrizio Pezzani, come sapete professore emerito presso l'Università Bocconi. Professore, grazie per essere con noi, è sempre un onore e un privilegio averla come ospite. Grazie a voi. Grazie professore e poi grazie a Matteo De Sio, come ricorderete, conduttore per Te la rido io l'America, il programma che da il lunedì mattina su Radio Libertà e che si occupa degli Stati Uniti. Matteo, grazie per essere qui con noi. Grazie a te Pier. Grazie, è sempre un piacere essere affiancato da te. E allora, professor Pezzani, vengo subito da lei. Insomma, questa guerra dei 12 giorni tra Israele e Iran si è conclusa con questo cessate il fuoco che era stato annunciato da Donald Trump dopo un intervento militare, proprio l'operazione Midnight Hammer, che ha riguardato il bombardamento dei siti nucleari di Fordow, Natanz e Isfahan. Ma nel frattempo è ricomparso per la prima volta da questa dichiarazione di cessate il fuoco, è ricomparso anche la guida suprema Khamenei, che ha annunciato, addirittura sostenuto il regime sionista è stato quasi schiacciato e annientato sotto i colpi della Repubblica Islamica. Ecco, ma come valuta tutta l'efficacia, le motivazioni di questo intervento americano? Soprattutto si può affermare che questo Iran militarmente si è dimostrato una tigre di carta. Allora, è esattamente così. Allora, sia l'intervento di Israele nei confronti... Allora, l'intervento in Hamas è stato determinato dalla strage fatta nel 7 ottobre da Hamas nella striscia di Gaza. Quindi l'intervento di Israele rispondeva a una offesa fisica vera fatta da Hamas. Contemporaneamente Israele. Anche in questo secondo caso l'intervento di Israele è stato giustificato da un attacco al paese da parte degli Hezbollah. Poi c'è stata la caduta di Assad in Siria e quindi sostanzialmente prima Hamas, poi Hezbollah, poi Siria sono venuti meno tutti gli accoliti dell'Iran di Khamenei. L'Iran ha continuato a giurare guerra ad Israele e in questo caso sia Israele e poi gli Stati Uniti hanno fatto un intervento, diciamo, dal punto di vista di diritto penale, di diritto internazionale non giustificabile, perché se giustifichiamo questo intervento, allora alla stessa stregua dobbiamo giudicare l'intervento di Putin in Ucraina. Quindi sono esattamente tutti sotto la stessa bandiera. Quindi c'è stato un tentativo previsto, pensato da parte di terzi di attaccare Israele, Iran e Putin di essere attaccato da un avvicinarsi della NATO ai confini della Russia. Ora, queste sono cose che vanno sullo stesso piano. La posizione di Israele è stata quella di sono 20 anni che Israele e gli Stati Uniti cercano di destabilizzare l'Iran, no? E il paradosso qual è della storia? Il paradosso qual è? Che alla fine questo Iran islamico di Khamenei è stato messo in piedi dalla CIA e dai servizi segreti britannici quando cadde lo Shah. E quindi che cosa fecero la CIA e i servizi britannici? Fecero cadere Mossadegh, che era legato allo Shah,
e andarono a prendere a Parigi Khomeini e lo portarono in Iran per definire una nuova situazione iraniana. Pensavano probabilmente che questo li avrebbe facilitati, invece è stato uno degli errori più grossi che ha fatto tra i tanti purtroppo che ha fatto la politica americana e la politica guerrafondaia della Gran Bretagna, una politica coloniale, quella della Gran Bretagna, insomma, no? Quindi l'Iran è stato attaccato. L'intervento di Trump è stato un intervento, anche questo, non giustificato dal punto di vista del diritto internazionale, perché l'Iran non è che stesse mandando dei missili negli Stati Uniti, né era nelle condizioni di mandare dei missili negli Stati Uniti. Quindi l'intervento è stato un intervento molto molto particolare. Ora qui mi piace pensare questo, che Trump è fondamentalmente un giocatore di poker, mentre Putin e Xi Jinping sono sicuramente Putin, penso anche Xi Jinping, sono due giocatori di scacchi e sono visioni completamente diverse. Trump che cosa ha fatto? Trump è andato in questa sua, fra virgolette, continuo ribaltamento di dico, lo faccio, non lo faccio, non lo dico, lo faccio, non lo faccio. È una figura estremamente instabile dal punto di vista delle relazioni comportamentali, per cui gli Stati Uniti hanno avuto un presidente afflitto da un morbo di Parkinson, quello che era con Biden, e adesso hanno un presidente che è difficile capire che cosa voglia, insomma, no? Quindi Trump cosa ha fatto? Ha fatto, come si chiama nel gergo del poker, ha fatto una mano, ha visto, è andato a vedere sostanzialmente, no? Ha calato le bombe e sostanzialmente ha calato le carte per andare a vedere le carte degli avversari. Che cosa è successo? Di fatto niente, perché gli Stati Uniti di fatto non hanno avuto reazioni significative. La Cina ha condannato l'invasione con i bombardieri, insomma, no? Degli Stati Uniti sull'Iran, e Putin, che anche lui è alleato come la Cina dell'Iran, si è limitato a condannare e a dire che avrebbero aiutato l'Iran, dando evidenza che erano assolutamente contrari sia Putin che Xi Jinping al cambio di regime e quindi mantenere l'Ayatollah Khamenei al comando dell'Iran. Questa situazione tutto sommato fa vedere che dietro l'Iran in realtà non c'è soltanto una trappola religiosa, insomma, è un regime oggettivamente da condannare per la mancata libertà assoluta, in particolare nei confronti delle donne, insomma, no? Non esita a condannare a morte chiunque venga sorpreso ad essere contro il regime. Quindi tutto sommato gran parte degli iraniani stanno parlando di 100 milioni. No? E quando qualcuno ha richiamato le precedenti invasioni, Afghanistan e Iraq, uno dovrebbe andarsi a vedere sulla cartina geografica quanto è grande l'Iran. L'Iran praticamente collega l'Oceano Indiano, collega con l'Europa, con la Russia. Quindi c'è un forte interesse, tutto sommato, dei BRICS nel mantenere l'Iran nelle condizioni in cui è. Perché? Perché, per esempio, la Cina sta facendo una ferrovia importante tra Pechino e Tel Aviv e Putin ha dei progetti importanti di avviare delle produzioni in Iran. L'Iran ha 100 milioni di abitanti e quindi quando tu vai a attaccare un paese sterminato come quello e con 100 milioni di abitanti non puoi andare alla lunga, insomma, tant'è che gli aerei americani compivano 2500 chilometri per andare a colpire i vari siti produttivi e comunque militari, no? dell'Iran, e il Mossad a sua volta ha avviato tramite
una rete incredibile di spie, un sistema di eliminazione di generali, un sistema di eliminazione di scienziati, ma la cosa curiosa è che non ha avviato una eliminazione di religiosi. Quindi non sono stati uccisi dei religiosi iraniani, sono stati uccisi generali, sono stati uccisi scienziati, ma non sono stati uccisi religiosi, no? E questo è strano quantomeno, perché tu vuoi colpire al cuore l'Iran e colpisci i generali, colpisci i militari, colpisci gli scienziati, ma non colpisci la parte religiosa dell'Iran sostanzialmente. Quindi sicuramente dietro questo scontro sulle tre figure dominanti che sono Trump, che sono Putin e che sono Xi Jinping, emerge una posizione in cui l'Iran è sempre più legato, e a maggior ragione lo sarà adesso, con i BRICS. Da notare che l'Iran fa parte dei BRICS, cioè Brasile, cioè Russia, cioè Cina, cioè Sudafrica e Brasile, insomma, no? Quindi l'Iran fa parte dei BRICS, e i BRICS oggi rappresentano un potere antagonista agli Stati Uniti e quindi all'Occidente in questo senso molto forte e destabilizzante. Questo in funzione della debolezza chiara che gli Stati Uniti mostrano ormai come siano giunti alla fine di una storia, insomma, da 2000 anni a questa parte. La storia ci ha sempre mostrato che le civiltà, che le società, eccetera, arrivano a un punto di culmine, poi lentamente collassano fino a saltare fondamentalmente. Quindi gli Stati Uniti sono alla fine di questo percorso, e la posizione di Trump, molti criticano gli americani dicendo: ma possibile che gli americani non abbiano individuato come presidente degli Stati Uniti un'alternativa a Trump? In realtà l'alternativa non c'è stata, questa è la verità, perché i democratici, e questo evidentemente è una mia parere personale, i democratici, essendo stati al potere con Biden e hanno visto che gli Stati Uniti stavano andando a rotta di collo, perché ricordiamo che gli Stati Uniti nel 2010 avevano un debito di 10.000 miliardi, oggi ce l'hanno di quasi 38.000 miliardi, cioè hanno quadruplicato il debito in 14-15 anni, e ricordiamo che gli interessi pagati sul debito americano in 4 anni sono raddoppiati, sono passati da 500 miliardi a 1.000 miliardi. E quindi è chiaro che la situazione degli Stati Uniti è una situazione di gravità, come si vede dagli scontri sociali, no? Come si vede in California, come si vede a Chicago, come si vede a New York. Abbiamo un numero illimitato di homeless. Quindi io credo che i democratici abbiano cercato tutto sommato di fare in modo che vincesse Trump. Primo, hanno mandato avanti una figura irrecuperabile come Biden. Biden dovevano fermarlo prima e trovare un candidato diverso. Sono stati costretti a cambiare Biden quando c'è stato lo scontro con Trump, e Biden ha dimostrato in modo evidente i suoi limiti mentali, fisici e tutto. E con chi l'hanno sostituito? L'hanno sostituito con un signor nessuno, che era la Kamala Harris. Quindi in realtà la mia impressione è che i democratici abbiano, fra virgolette, agevolato la vittoria di Trump per lasciare a lui il lavoro sporco, cioè il lavoro di intervenire sulle posizioni di debito, e qui Trump interviene con le sanzioni, interviene con le sanzioni con i dazi per aumentare le entrate fiscali, fa una legge che è stata criticata da diversi premi Nobel, dove tutto sommato aumenta la ricchezza dei più ricchi e aumenta la povertà dei più poveri, insomma, no? E questo passaggio è un passaggio chiave. Tutto sommato ci può essere stato anche un accordo sotto le carte, per cui Trump, Putin, che è un alleato storico dell'Iran, si è limitato a sostenere, a condannare l'intervento, ma di più non ha fatto, insomma, no? Mentre Trump
è stato lasciato libero, fra virgolette, di bombardare l'Iran. Però nello stesso tempo Trump ha, fra virgolette, chiuso un po' gli occhi sulla posizione della Russia in Ucraina, e quindi c'è uno scambio tutto sommato di posizioni. Questa situazione è una situazione molto difficile perché mentre Putin e Xi Jinping comunque, indipendentemente dai modelli ideologici che hanno, culturali e storici, hanno un legame forte, mentre gli Stati Uniti si trovano in una situazione addirittura di avversare nei confronti dell'Europa anche le posizioni di sostegno dell'Europa. E qui abbiamo il dramma di un'Europa che si scopre persiana, non nel senso di essere della Persia, ma persiana nel senso di tappeto persiano. E quindi l'Europa è un tappeto persiano su cui Trump è abituato a camminare come si voglia con le scarpe sporche. E gli altri dicono vabbè, cammina lo stesso, insomma, puliremo il tappeto. E qui viene fuori poi il discorso di innominabile di Rutte, no? Il responsabile della NATO, che dice Trump ha avuto i suoi meriti nel bombardare l'Iran, eccetera. Rutte, come si dice, è un porta, cioè è vergognoso. Cioè, è una roba da mentecatto, insomma, questa è la realtà, no? Per cui tu ti chini di fronte a Trump senza avere nessuna indicazione, senza avere nessuna indicazione. La stessa von der Leyen non aveva denunciato all'inizio l'intervento americano, quindi abbiamo un'Europa completamente assente, e in questa assenza di persone, di pensieri, di cultura, di strategie, di azione, l'unica cosa che riescono a portare avanti è l'aumento delle spese per la difesa al 5%. E qui siamo a livello demenziale, perché Rutte che dice, e i paesi baltici, che sono 3 milioni di abitanti in tutto, dicono dobbiamo prepararci perché Putin ha interesse a occupare l'Europa. Non ne frega niente dell'Europa sostanzialmente, no? Quindi non si vede per quale motivo noi dovremmo alzare la spesa, e questo cosa ha portato? Prima di tutto ha portato, e questo è brutta questa cosa, perché ha portato la Spagna a dire noi non siamo in grado di aumentare il nostro debito con le spese per la difesa perché non riusciamo a farlo. E quindi la Spagna rischia ulteriormente una sanzione sotto forma di dazi, e Trump dice raddoppiamo i dazi. Allora ti viene a dire vabbè, allora se tu funzioni in questo modo dovremmo cercare di pensare che il mercato unico è quello europeo e quello americano dovrebbe essere lentamente, fra virgolette, abbandonato, se chi lo comanda con una logica di come dire, di pace cartaginese, no? Come Cartago delenda est, no? Quindi è una pace cartaginese. Quindi questo comporta un grave problema. Noi in Italia siamo in una situazione in cui noi non possiamo permetterci di aumentare le spese per la difesa. Allora, qui ci sono delle informazioni molto spesso false, oppure date ma senza significati. Prendiamo per esempio la standing ovation della convenzione dei dottori commercialisti a Roma, che non finivano mai di applaudire la Meloni per le riforme fiscali. Ma se andiamo a vedere nella sostanza, queste riforme fiscali, a seconda delle fasce di reddito, che siano di 35, 45, 55 mila euro all'anno di reddito, danno un vantaggio da 100, 300 e 400 euro all'anno, insomma, no? Che vengono immediatamente bevuti con l'aumento delle spese dell'energia elettrica, con l'aumento delle spese del gas
e con l'aumento della benzina, nonostante i prezzi del petrolio siano crollati del 20% da un anno a questa parte, e quindi nonostante i prezzi del petrolio siano crollati del 20%, la benzina continua a crescere. Perché? Perché il 90% delle accise sulla benzina finiscono a coprire il debito pubblico. Questa è la realtà. Quindi noi abbiamo un debito pubblico sostanzialmente su cui non si riesce a intervenire. Perché non si riesce a intervenire su questo debito pubblico? Allora, se noi prendiamo il debito pubblico, no, la spesa pubblica annuale, no, gli Stati Uniti hanno incrementato il debito perché spendono di più di quello che incassano. E noi è la stessa cosa per certi aspetti. Abbiamo avuto un avanzo primario modesto, ma abbiamo avuto un avanzo primario. Se noi prendiamo la spesa pubblica nel suo complesso, l'84% di spesa pubblica è spesa corrente. Solo il 16% della spesa pubblica è spesa per investimenti, e questo spiega perché non sono stati fatti investimenti per andare a monitorare i danni dell'acqua, i danni delle montagne, le slavine, le inondazioni, le autostrade che crollano. Non sono stati fatti investimenti, e questa è una politica funzionale a mantenere il potere da parte di chi governa questo da sempre, sostanzialmente, no? Che cosa succede? La spesa corrente, per far capire agli ascoltatori, è la spesa fatta per pagare i dipendenti, pagare la luce, pagare l'elettricità, pagare i canoni d'affitto. È la spesa che tu sostieni sostanzialmente. Ma la spesa corrente in questo paese è stata usata brutalmente dalla politica come uno strumento di crescita personale, per cui io uso la spesa corrente per darti 10 posti, uso la spesa corrente per metterti dentro il consiglio di amministrazione, uso la spesa corrente per farti assumere 20 infermieri, uso la spesa corrente per dare a una fondazione. Cioè, siamo in una situazione di inamovibilità, è come il Gattopardo che dice bisogna cambiare tutto per non cambiare niente. Allora, io leggevo oggi che il CONI, dopo una lotta infinita, ha continuato a eleggere Malagò. Io, con tutto il rispetto che ho per Malagò, si è candidato persino Carraro che aveva 85 anni, insomma, no? Cioè, siamo un paese che fa fatica a cambiare perché usa la spesa pubblica. Questo è un uso improprio di spesa pubblica, perché se io, deputato, ottengo una tranche di soldi per pagare 20 persone, per pagare un ospedale, per pagare una fondazione, per pagare qualcosa d'altro, questo lo faccio perché questi mi votano. E siccome mi votano, io continuo a rimanere lì. Quindi noi dovremmo tagliare i legami fra i politici e l'uso sconsiderato delle risorse pubbliche per aumentare il proprio peso politico. Questa è la realtà. Quindi noi abbiamo un problema di una classe politica che tende a perpetuare se stessa, ma non si rinnova mai nella sostanza. Quindi abbiamo figure che sono prive della cosa più importante che è l'uomo, che è il pensiero. Cioè non abbiamo un pensiero, abbiamo delle figure, cioè siamo qua e nelle prime pagine dei giornali la gente parla del matrimonio di Bezos o parla di come si vestirà la moglie di Bezos, che abiti si metterà. Siamo a un livello indecente di manipolazione giornalistica, insomma, no? Quindi che di fronte a tutti i problemi di questo mondo, di fronte ai problemi, ci sia una situazione in cui le notizie che vengono date sono le notizie, fra virgolette, da parrocchia, sostanzialmente, o da giornale, se non parrocchiale, un giornale locale che celebra l'evento di un parrocchiano o di un particolare personaggio della comunità locale, e quindi nel giornale locale bisogna mettere le 3 fotografie del matrimonio di questo qua, che poi i giornali più importanti vadano a riportare questa cosa. E il problema che eventualmente questo matrimonio creerebbe a Venezia, non Venezia, allora Venezia sì, Venezia no, perché siamo a un livello veramente di una miseria. Ecco, io veramente non credo non ho mai visto un collasso, fra virgolette, dell'Occidente, e un collasso del nostro paese, perché le società cominciano a collassare quando vengono meno le persone che pensano.
E questa è la realtà, cioè le civiltà, le grandi società si sono sviluppate grazie a un numero ridotto di pensatori che poi progressivamente sono stati emarginati dalla politica. Ma come diceva Benedetto XVI, come dicevano grandi storici, eccetera, le civiltà vanno avanti grazie a un gruppo minoritario di persone che pensano. E tutte le rivoluzioni che ci sono state fatte da persone che pensano. No? Qui oggi noi di persone che pensano non abbiamo più. Prendiamo il Presidente degli Stati Uniti, prendiamo Starmer, prendiamo Macron, Merz, il cancelliere tedesco, ha fatto una vita di fatto nella finanza ed è stato per lungo tempo presidente di BlackRock. Ora, uno, come diceva Giambattista Vico, diventa quello che fa. Se tu hai fatto per una vita finanza, la tua cultura è lì, e quindi è evidente che poi vieni fuori dicendo Israele fa il lavoro sporco per noi. Allora, sei un cancelliere della Repubblica Tedesca, non sei l'avvinazzato impiegato che all'osteria beve con gli amici e si lascia andare delle esplosioni, come peraltro Trump, insomma, no? Nella conferenza stampa che ha rilasciato dopo il bombardamento, che ha usato termini da collegio, insomma, no? Termini da universitari che si prendono in giro. Quindi questa situazione credo che sia una situazione in cui di grande instabilità, no? Di grande instabilità. Gli Stati Uniti sono di fronte al dramma. Io l'ho scritto nel 2013, cioè nel 2013 ho scritto un libro in cui davo evidenza numeraria e grafica dello stato di difficoltà degli Stati Uniti nel 2013 e questo libro che io avevo tradotto in inglese, ho fatto tradurre in inglese, dal titolo è tutta un'altra storia, ritornare all'uomo e dall'economia reale, non alla finanza, venne presentato da un amico che era un premio Nobel, Michael Spence, il quale mi disse: Fabrizio, lo faccio pubblicare dal più importante editore americano. E così è stato, attenzione, nel tentativo. Ha mandato il libro a questo editore americano. Il secondo capitolo del libro era intitolato, ed è intitolato, perché il libro non è cambiato, USA, un default socioculturale. E mi ha girato le email che si sono scambiati col più importante editore americano, il quale gli ha risposto che il libro era thoughtful, pieno di pensiero, but too much challenge, cioè troppo sfidante. Non si poteva pubblicare un libro perché era troppo sfidante. Adesso, a distanza di 10 anni, vengono puntualmente fuori i problemi. E i problemi, cioè anche la caduta del muro di Berlino, non è che è venuto dalla sera alla mattina. È cominciato 20 anni prima, è cominciato con l'invasione dell'Afghanistan da parte di Brezhnev, insomma, no? Quindi la caduta in un certo senso dell'impero occidentale americano è cominciato paradossalmente con la caduta del muro di Berlino, perché questo ha fatto scrivere agli americani, e in particolare a un studioso americano che scrisse il libro È la fine della storia, la storia non finisce mai, finiscono quelli che la scrivono, e di lì hanno cominciato con una hybris, con una grande turbolenza, una grande idea, una grande supponenza, una grande voglia di fare quello che volevano, e lì è scoppiata poi con le Torri Gemelle, poi con l'Afghanistan, poi con l'Iraq, e poi sono venute fuori la Siria che hanno cercato di far fuori. Insomma, lì è venuto fuori tutta una serie di atti ostili di guerra che gli americani non sono riusciti a cavalcare. Avete ascoltato Auto da Fè.